doni della terra possa veramente farci unire a colui che è il santo patrono della nostra terra, l'agricoltura, gli allevatori, i pastori. Vogliamo invocare Lui perché oggi ci benedica, ci faccia riconoscere piccoli davanti al Padre e alla Trinità e ancora una volta intorno al suo altare possiamo chiedere umilmente perdono delle nostre debolezze umane. Confesso a Dio Onnipotente per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
che celebriamo la festa di Sant'Isidoro Agricoltore, continua nella comunità dei credenti i prodigi che in lui hai operato, agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora ascoltiamo la parola di Dio. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e gli udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. La terra è piena delle tue creature. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Se togli loro lo spirito muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. La mia gioia è nel Signore. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera in tutto e in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo.
noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Leggiamo insieme la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Con luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù a premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Sia lodato Gesù Cristo. E io desiderio salutare tutti voi qui presenti, ma il mio saluto caloroso vuole andare direttamente a coloro che ogni giorno sono a contatto con la terra. San Francesco cantava per Santa Madre Terra, per l'acqua, per i fiori, per le spighe. Possiamo andare oltre. Voglio ancora continuare con i saluti. Ringrazio il signor Parroco, Don Gigi, il seminarista Giovanni, coloro che mi hanno invitato, l'associazione con gli obrieri, per questa festa di Santi Isidoro Agricoltore. Voglio insomma salutare tutti nella persona del sindaco e rivolgere un saluto anche a coloro che per vari motivi si trovano nelle proprie case, forse anche motivi di dolore. Prima di inoltrarmi in quel che può essere un messaggio del Vangelo,
volevo essere molto esplicito, come lo sono sempre stato tutte le 3 volte che sono arrivato a Nurri. Non ho mai accettato dei soldi perché mi tappassero la bocca e mi facessero dire quel che volevano loro. E allora io conosco bene il raglio dell'asino, ma non mi hanno invitato qui per vedere un circo equestre, anche perché sono amico di Miranda e Moira Orfei. Quando voglio vado a vedere i circhi veri, non chi me lo vuole imporre qui. E chi ha orecchie per intendere, intenda. La festa di Sant'Isidoro è ben altra. Avrei voluto vedere, certo c'è caldo, ma nei trattori le persone che sono venute qui con i trattori, perché non si benedice un mezzo, ma si benedice la persona che lavora nel mezzo. E allora certe cose bisogna rivederle, bellissimo tutto quello che noi abbiamo fatto passare nelle strade. Diceva Giovanni Paolo II a Roma, questo chiasso di Roma se lo ricorderanno per sempre. Io mi ricorderò anche del chiasso che avete fatto qui a Nurri, un chiasso bello, guardate, benedetto da me, perché avete richiamato l'attenzione che chi passava, passava il santo, passava il dono dello Spirito Santo, colui che non è andato nelle università, colui che si è santificato nel lavoro della dura terra, così come fate voi, lavorando la terra con quelle mani callose, sapendo di avere un angelo accanto, se non lo stesso Signore. Ed è bello, voglio prendere in particolare le spighe che ha Sant'Isidoro. Ricordiamoci che ogni qualvolta noi celebriamo la messa, tutte quelle spighe vengono frantumate e da tanti chicchi di spiga viene formato un solo pane, il pane dell'amore, e il pane di cui si nutriva Sant'Isidoro. Altro che fare cagnara, altro che andare a bere bicchieri di vino per far vedere che siamo uomini valentes. Quello ci vuole, un bicchiere per digerire, ma non per farmi vedere chi non sei. Non ho paura, forse avrei paura dei calci dei cavalli, ma non dei vostri. Solo del calcio di Dio devo avere paura. E allora ricordiamoci che in questo santo, se un qualcosa dobbiamo prendere, che la mattina al canto del gallo non aspettava l'apertura del bar, ma andava ad incontrare il Signore. Ed è per questo che è stato accusato di non essere un buon lavoratore. Vedete la statua, colui che porta il carro, i buoi, no? È accompagnato dagli angeli, ma io sono convinto che in ogni vostro lavoro c'è un angelo accanto e c'è Sant'Isidoro stesso che vi protegge. Perché non manifestarlo nella quotidianità? In quel che non dico ogni giorno, per carità, lungi da me, ma i giorni di festa, ritrovarsi insieme nella casa del Signore, uomini e donne, per dire sia lodato il Signore per il dono della vita che mi hai dato, per la terra che io devo coltivare, per i doni che la terra mi dà. Apro una parentesi per dirvi che ricordo ho di Nurri. Una famiglia di Nurri mi ha dato del vino, io non ne capisco niente perché non sono un bevitore, sono solo costretto a berne un goccino perché poi diventa il sangue di Cristo. E portandolo a casa mia l'ho donata ai miei genitori, ma il giorno dopo, visto che venivano delle bollicine, gli ho detto a mio padre e a mia madre, povera gente, mi hanno dato questo vino ma non si sono accorti che era aceto. E babbo e mamma, babbo 78 anni, hai detto figlio mio, non tocchi su vino. Non ho mai bevuto vino buono in 78 anni come questo. Guardate che in questa risposta di mio padre c'è il vostro lavoro, c'è la bellezza e la benedizione della vostra terra. E allora nel frutto del vostro lavoro ponete anche la vostra anima, non lasciate niente di intentato. Bellissimo, vi complimento con tutti per i fiori che avete messo nei trattori, per come avete addobbato, anzi ogni anno di più, mettere le bandiere in strada per sapere che passiamo noi insieme a Sant'Isidoro, che è il dono più bello dello Spirito Santo. Fate chiasso, sicuramente suonate, chiamate la gente, portate i cavalli, voi, tutto quello che volete, ma al momento dell'Eucaristia tutto tace per ascoltare la voce del Signore, non la mia voce. Io non sono nessuno, non vedete che anche se parlo qualcuno non era sordo ma fa il sordo, e meno male che lo dice Gesù. Hanno orecchi e non odono, hanno occhi e non vedono. Ho visto gente paralizzata mentre passavo in processione, che avrebbe voluto alzarsi,
per onorare il santo. Gente che non poteva parlare, ma ha parlato nell'intimo del cuore, è già arrivato a lui. Allora, miei cari, se è vero che lo Spirito Santo tutto travolge, non ascoltate la mia voce, ascoltate la voce dello Spirito che oggi entra dentro di voi, nelle vostre case, e ci sarà una grande benedizione per tutti voi, per le vostre famiglie, per il vostro lavoro quotidiano, non solo quello che si vede in questi momenti di sole, no? In questi momenti dove siamo radunati, ma anche nella solitudine, quando siete davanti ai campi, soli con voi stessi, con i vostri problemi. C'è una persona che vi può aiutare, un mediatore, questa è la bellezza, che non è uscito dalle grandi università, non è uscito dalle grandi università, ma è venuto fuori dalla terra, quella terra che voi ben conoscete. E allora invochiamo questo santo, appelliamoci per lui perché nella nostra vita ci sia la stessa devozione di questo santo. Allora ogni giorno, scalino per scalino, noi tutti riusciremo ad arrivare vicini a lui, perché guardate che dal momento che noi lasciamo ci è dato in dono la forza dello Spirito. Allora San Paolo ci dice: siate santi come colui che vi ha chiamato è santo, è 3 volte santo. Allora noi da oggi vogliamo veramente rivivere questa forza dello Spirito, non nel cenacolo, ma in questa piazza che rappresenta il paese, che rappresenta le nostre famiglie, dove mettiamo le nostre croci, le nostre gioie, dove mettiamo il frutto del nostro lavoro, non la nostra idiozia, quella la mettiamo da parte, la lasciamo ancora a chi comanda nel circo. Tanto ho visto che non c'è cosa peggiore di poter dare la parola non a un cuore, non a un orecchio, ma a un pezzo di muro. E me ne dispiace, perché Dio ha detto che a immagine sua l'ha fatto. E allora chiediamo veramente al Signore, col dono della preghiera, che oggi Sant'Isidoro possa illuminare le menti di coloro che possono ascoltare, di coloro che non hanno orecchi per intendere, di coloro che vedono, di coloro che sono ciechi, di coloro che hanno la capacità di lavorare e trasformare il frutto del bel lavoro. Lodiamo il Signore per tutte le cose che ci ha donato. Io concludo qui perché un po' di passione mi è passata, ve lo dico sinceramente. Non sono abituato a queste cose. Sono abituato che quando mi invitano non che debbano vedere la mia bellezza, no, ma ascoltare la parola del Signore. Siccome ad alcuni, per carità, mi inchino davanti a voi, ha dato fastidio, poi si assumono le responsabilità. Per tutti auspico una benedizione piena di Sant'Isidoro. So che alla fine vi verrà dato un portachiave, è come una padrona di casa, che è padrona della sua casa, è padrona nel senso del cuore e dell'animo dei suoi figli, perché la Madonna li custodisca. Sant'Isidoro, ogni giorno quando vedete l'immagine del santo ricordatevi di venerarlo soprattutto nel sudore, nel frutto del vostro lavoro. Facendo questo veramente ci sarà una nuova Pentecoste per ognuno di noi. A laude di Cristo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini che dalla nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono di uniti nel tuo nome, possiamo conservare cristiani i nostri paesi,
e dopo aver trascorso nell'onestà e nella pace la nostra vita terrena, venire a goderti un giorno in paradiso. Amen. E a conclusione di questa preghiera vorrei offrire la vostra preghiera, quella che è nel segreto del vostro cuore, quella che nessuno conosce, se non il Signore che sta per accoglierle. Allora in questo momento di silenzio vogliamo ricordare tutti i nostri fratelli, sorelle, tutti coloro che si adoperano per il bene comune, a iniziare di coloro che abbiamo scelto perché ci governino con pace, tranquillità, serenità, giustizia. Vogliamo anche pregare per coloro che non ci sono più, per coloro che mancano nella nostra quotidianità, ma certi che sono accanto al Signore Gesù. Signore, vieni, passa, tocca il cuore di ciascuno, accogli la loro richiesta di preghiera, benedicili. Io so, Signore, con certezza che dalle tue sante piaghe noi tutti siamo stati guariti. Guariscici, Signore, in questo momento, perché il vino e il pane che noi ti presentiamo divengono il corpo, il sangue del tuo Figlio, Gesù, nostro Signore, e che dalle sue piaghe noi tutti siamo stati guariti. A laude di Cristo. Amen. C'è adesso la processione offertoriale. Questa è la gente, voi che metti in terra, cose assurde. Che va bene. E come ti va?
Quello non puoi fare, non fai che sono capito. Perché? Quello lì Guarda. Preghiamo insieme, amati fratelli e sorelle, perché tutti i desideri del nostro cuore, la nostra richiesta di preghiera a Sant'Isidoro Agricoltore, mediatore di grazia presso Dio, i doni che abbiamo portato qui sull'altare insieme alle nostre croci, siano offerte a Padre, a Lui, che è Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza di tutta la verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta con gioia l'inno della tua gloria. Deus
Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrante memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Isidoro Agricoltore e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero ed il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
ci ha detto: quando pregate, non sprecate parole, ma pregate così. Preghiamo anche per coloro che ragliano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, dal maligno, dai mali fisici, da quelli morali, da quelli spirituali. Concedi la pace al nostro cuore inquieto, la pace nelle nostre famiglie, nel nostro vicinato, in tutto il paese, nella parentela, nella nostra regione sarda, nella nostra nazione italiana, in tutte quelle nazioni che ancora oggi sono colpite dalla guerra. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con gioia scambiatevi un segno di comunione e di pace.
celebrazione eucaristica, inviterei tutti i proprietari dei trattori con le loro famiglie, quelli che ci sono, di andare nel trattore perché io passerò a benedire. Ecco, mentre attendiamo per la benedizione degli agricoltori, pastori, ormezzi, eccetera, le famiglie, tutto il popolo, la benedizione finale, voglio rivolgere un caloroso ringraziamento innanzitutto a Padre Mariano per la splendida e bella predica. Al mio paese c'era un pastore che suonava il launettas e diceva così: i moi mi sono il launettas, come indicai spreveis biancas e spreveis nietas. E diciamo il segno che nel gregge, come sapete, i pastori sono delle pecore bianche e qualcuno anche col Signore, valorizzando, ecco, i valori veri della religione, la virtù della coltivarla tutti qua. Grazie Padre anche per questo caloroso e forte intervento. Lei che è cappellano militare è abituato, diciamo, all'ordine, alla disciplina, alle cose vere e belle. Lo ringraziamo e anche di questo e della bella predica che ci ha tenuto, dei miei sentimenti. Grazie di cuore Padre, grazie al comitato, quest'anno ha fatto miracoli, quindi diciamo miracoli logico, non come quelli che fa Dio e che sono più grandi, Sant'Isidoro, però ecco, grazie agli agricoltori, grazie ai pastori, grazie alla vostra collaborazione, grazie ai cantori, bravo Giovanni che ha suonato, poi abbiamo i suonatori a chitarra, i cantori, tutto perfetto, gruppo folcloristico, la banda musicale, grazie a tutti quanti, io non mi dilungo, grazie caloroso. Faccio auguri a tutti, in modo particolare alla nuova amministrazione. Vedete, nel paese c'è chi porta il paese, guida il paese e quindi diciamo facciamo gli auguri alla nuova amministrazione che faccia tanto del bene in servizio del popolo e che ci sia appunto intesa, collaborazione. Noi serviamo lo stesso identico uomo la parrocchia per quanto riguarda le dimensioni spirituali dell'uomo e diciamo il sindaco, gli amministratori per quanto riguarda la parte materiale, culturale e via dicendo, quindi proprio di cuore a tutti quanti. Ecco, non mi dilungo, grazie, grande come l'universo. Preghiamo. O Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono e fa che la benedizione di Sant'Isidoro agricoltore, in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. E che adesso ci sarà la benedizione da parte del Signore e poi per l'assemblea, poi io passerò, benedirò i trattori, i loro proprietari, le loro famiglie. Comprendo che avete anche caldo dentro, ma abbiate pazienza, anch'io sono vestito 4 volte. Pensate un po' come sudo. Lo offro al Signore e il vostro sudore è veramente la ricchezza più grande, perché è dal frutto del vostro lavoro che noi celebriamo la messa. Signori, è il vostro lavoro, quelle spighe che sono lì in Sant'Isidoro, che ritrovate nei vostri campi, con il sudore di ogni giorno, di ogni fatica, noi lo offriamo al Signore. E allora concludo perché i parroci devono sempre concludere, sei stato bravo, bella stoccata, ho sentito qualcuno che ha detto, no? Ed è naturale, ed è vero, a tal punto che ho detto, non so se sono carabinieri o sono delle persone che stanno a guardare le macchine, non ho capito, perché se in un luogo non si riconosce più la legge, non si riconosce più la giustizia, non si riconosce
e chi ha la responsabilità di mantenere il silenzio lo deve fare, altrimenti, cari miei, è come la famiglia, che c'è una madre che comanda e il padre che tace. Dov'è il padre? Il padre nel bar. Forse parlerà quando rientrerà, se ha bevuto un bel po', se la piglierà con la moglie e anche con i figli. Figli cari, non fate queste cose, non seguite queste responsabilità, seguite piuttosto il Padre, colui che è nei cieli, che ci ha dato nel suo dono un grande santo, Sant'Isidoro agricoltore, che del vino, il frutto del suo lavoro, ne faceva un bicchiere per poter ristorare il suo cuore, per poter digerire e lavorare meglio. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente per intercessione di Sant'Isidoro agricoltore, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Oggi volta, se vuoi. Beh, sono qua, ma lo voglio così. Col canto dei Scoccios, credo che ce ne abbiate tutti in foglio, se non ce l'hanno, e se ce ne avete distribuiteli. Messaggio miracoloso, e grazie a ti dispensatori, sia il nostro intercessore.